E come spazia e rubriche settimanali, Novis dal Mont. In questo appuntamento di Novis dal Monto, Fevelin dal viaggio in Brasile, dall'Ent Friuli, in tal Mon che è tornata in tal stato sudamericano dopo 4 anni. Prime tappe è stata il Fogolar Furlan di Sobradigno, dove che la vicepresidente dall'Ent Friuli tal Mon, Flavia Brunetto, e il direttore Cristian Canciani hanno visitato il museo dell'immigrazione furlane e italiane, con la proiezione in anteprime dal documentario La memorie da lattiere, che al conte da Ecomuseus dal Friuli Vignesi e Giulie e che l'ha accompagnato tutti gli stappis dalla missione in Brasile. Seconde tappe dal viaggio è stata invece la comunità furlane di Ivora, clamate al momento dalla Fondazione Nova Udine. I rappresentanti dall'Enta hanno visitato il Circolo Furlan dal Luc, salutata la presidente Irasema De Zorzi, Simonetti e dal sindaco della comunità Saulo Piccinin. La terza città tocchiata dal viaggio è stata Jaguari, dove che il Circolo Furlan è stato tornato a fondare in tal 2018 e è guidato come dalla presidente Juliana della Flora. Adunque le autorità locali, la vicepresidente Brunetto ha creato il monumento in mosaico Jaguari Centains, fatto fa proprio in grazie dal contributo dall'Ent per il primo secolo di vita dalla città in tal 2020, ma che fin come non si era arrivata ad ore di festeggiare per colpe dalle restrizioni dal Covid-19. La di dopo la delegazione ha visitato Santa Maria in Rio Grande do Sul, dove è il Circolo Furlan più attivo dal Brasile. Passe 100 persone hanno assistito alla proiezione dal documentario firmato di Roberta Cortella, con la presenza dalla nuova presidente del Circolo, Roberta Rossi. 300 chilometri sono separate queste tappe da che dopo che di Bento Consalves, dove Brunetto e Canciani si sono chiatati con la comunità furlane e dove che si è fevelata la possibile creazione di un unico gran fogolar che può tenere d'ogni ducchi circuiti dalla Serra Gaucia. Bento Consalves ha ospitato anche la 7ª edizione del corso Introduzione all'art musive, organizzata e gestita dagli Surs Bonetti, diplomati alla Scuola Mosaicistica di Spilimberg. A questa edizione del corso partecipano 13 corsisti che arrivano di 5 differenti stati dal Brasile. E dopo la SCRE, la delegazione si è spostata a Montebello do Sul, dove che si è chiatata col sindaco Denir José Dallé, a cui ultimi discendenze dai pioniers furlans arrivano in tal 1980, che fevelin anche mo il furlan dai loro vons e che accirin di tigni vive la cultura furlane anche in questo canton di Brasile. Ultime tappe è estate San Paolo, dove che la missione intiere brasiliane ha visitato il Fogolar Furlan, saludate di Sandra e Roberta Papaiz in sostituzione dalla presidente Giulia Farfoglia Barbieri. Gli inviati dall'Ent Friuli tal Mont hanno visitato anche la scuola italiana Eugenio Montale, fondata in tal 1982 e unico istituto in tal stato di San Paolo aveva il status di scuole paritarie riconosciute dal governo italiano. Parusnio Taledu, Novis e torna domani sera. Buone serate e mandi.